Conferenza stampa oggi del vicepresidente della regione, onorevole Roberto Di Mauro, che ha voluto fare delle precisazioni in merito alla campagna elettorale e del suo svolgimento, in particolare sul comportamento dell'avversario, che a sua detta ancora non ha accettato la sconfitta. A Firetto, ha affermato Di Mauro, non è andato giù il 37% che il nostro candidato Miccichè ha ottenuto come risultato elettorale e che la città ha voluto il cambiamento dopo 20 anni di amministrazioni che si sono susseguite. L'onorevole Di Mauro ha citato alcune delle responsabilità di Firetto, che non avrebbe partecipato a numerosi bandi pubblici, come ad esempio quelli relativi ai fondi per l'istruzione, a quelli energetici, alla rete idrica, ai 25 milioni messi a disposizione dalla regione, che si potevano utilizzare, ai fondi relativi ai servizi sociali. Per Di Mauro Firetto è stato un sindaco accentratore, tanto che gli assessori uscenti non hanno avuto un buon apprezzamento elettorale. Di Mauro ha anche parlato dell'alleanza di Firetto con l'onorevole Pullara, un parlamentare nascosto che non si è fatto vedere in città durante la campagna elettorale per i motivi che ben sappiamo. Poi l'accenno alle 5 liste, più fumose che corpose, in quanto in tanti candidati hanno preso pochi consensi e liste non hanno superato la soglia di sbarramento del 5%. Di Mauro ha anche messo il dito sul fatto che persone vicino a Firetto lo citavano per cose giudiziarie del suo passato, che sono andate ormai chiuse e archiviate da tempo. Anzi, ha ribadito Di Mauro che lo stesso Firetto è interessato a vicende giudiziarie in corso, come quella del Castello e del buco finanziario a Porto Empedocle, dove ci sono ancora delle inchieste aperte. Poi si è discusso sul controllo severo che lo stesso farà come consigliere di opposizione. Il controllo esiste, ha ribadito Di Mauro, non c'è un controllo più severo o meno. Se da un lato noi eravamo in silenzio perché non volevamo trasformare la campagna elettorale in uno scontro personale tra il sindaco e Firetto, tra me e Firetto, perché avevamo da perdere noi e non certamente il sindaco uscente, dall'altro si sono tirate in ballo una serie di cose, come per esempio la storia delle somme urgenze, che ha del ridicolo, che non sono state tirate in ballo dall'ex sindaco ma dai suoi amici che a vario titolo, direttamente o indirettamente, hanno rapporti col comune di Agrigento, dimenticando che il loro candidato a sindaco è in questo momento sotto inchiesta per abusivismo e per i conti del comune di Porto Empedocle. Cioè due cose che non sono assolutamente in sintonia con il ruolo di sindaco. Avrebbe fatto meglio a non candidarsi e lo diciamo ora dopo la campagna elettorale. Sono stati anche dei tentativi di accordi politici dell'ultima ora. Sì, ci sono stati degli incontri che sono stati fatti con uno spirito negativo per tentare di bloccare l'attività del Consiglio Comunale di Agrigento. L'ex sindaco non avrebbe lasciato addirittura la documentazione al sindaco entrante, questo lei insomma è stato certo, molto chiaro. Sì. No, ma questo è un dato, è un suo obbligo politico, morale. Lui che si sente e si definisce un cittadino meritevole del più alto livello di civismo, ha il dovere di consegnare per iscritto una relazione sullo stato dell'arte dell'amministrazione comunale, non solo finanziaria, ma anche sullo stato integrato delle scuole, della viabilità, per esempio perché ha messo i segnali nelle strade laddove ci sono buche perché nessuno possa più prendere la bicicletta o il motore, quanto sarebbe costato l'intervento per riparare le buche invece di impedire ai cittadini di circolare liberamente come ritengono. Sono tante cose alle quali il sindaco deve rispondere. Ecco, la situazione finanziaria in questo senso? Non la conosciamo, non abbiamo idea. Io credo che il sindaco è seduto su una polveriera attuale. Lui dice che è tutto a posto, ha riparato tutti i debiti, non credo che sia così. C'è di fatto una legislazione nazionale che ha stabilito a seguito del decreto legislativo 118 del 2011 che un debito ad oggi si può pagare in 30 anni. Ma questo non significa avere tolto il debito, come vede lo diciamo dopo l'elezione, non lo diciamo durante l'elezione. Centrodestra Unito inizierà e continuerà la sua presenza al Comune? Assolutamente sì, avevamo detto durante la campagna elettorale, prima ancora di presentare le liste, che questa prima fase era una sorta di primaria tra tutti noi. E avevamo stabilito
in un incontro che avevamo fatto con i parlamentari, non solo di Agrigento, ma era presente anche il Presidente Miccichè, che ci ha tenuto ad essere presente, che avremmo utilizzato questo primo turno per comprendere chi era colui il quale potesse arrivare al ballottaggio, per confrontarci e unirci subito dopo. E così abbiamo fatto, perché questo era l'impegno. Ci siamo divertiti qualche giorno a dare conto a qualcuno che voleva imbrigliare il nuovo sindaco. L'opposizione severa annunciata dall'ex sindaco vi preoccupa? Ma guardi, io non sarò consigliere comunale, il controllo severo diciamo che è un aggettivo in più che mette l'ex sindaco. Il controllo, dice la legge, è controllo. Non esiste un controllo severo, questo è nella sua mente, perché deve sempre praticamente pensare a qualche cattiveria contro l'amministrazione comunale. Invece di dire io ho perso l'elezione, bene, ha vinto il dottore Miccichè, si faccia avanti. Noi non siamo preoccupati per le carte, e lo faremo in maniera severa se lui non consegnerà le carte e tutto ciò che riguarda. Credo che sia un'omissione di atti d'ufficio. Questa città va riqualificata soprattutto in quelle che sono, non so, cito un esempio che sembrerà strano, lo stesso marciapiede della Via della Vittoria, per non parlare di ciò che è lo stato di Villa Seta, ciò che è lo stato del villaggio Mosè. Non abbiamo la bacchetta magica, non abbiamo nemmeno i progetti, e lo vorremmo sapere nella relazione che l'ex sindaco di Agrigento dovrà consegnare al dottore Miccichè, attuale sindaco, sullo stato dei progetti che ci sono al comune di Agrigento. Abbiamo trovato un silenzio assordante che mette in difficoltà, o meglio ancora, vuole mettere in difficoltà il signor sindaco attuale.